Ciao ragazzi, eccoci qua per un breve riepilogo delle prime settimane di Va Sentiero lungo il Sentiero Italia nel Friuli Venezia Giulia. Dopo la partenza del 1° maggio abbiamo attraversato i boschi del Carso, approfittandone per bere un bicchiere di vino di quando in qualche usmizza come quella di Franz a Malchina, e siamo anche scesi nelle profondità della grotta gigante di Trieste. Abbiamo attraversato il fiume Isonzo, arrivando così a Gradisca, e da lì è stato un dolce su e giù per i vigneti del Collio, fino alla cittadina di Cormons, dove abbiamo bevuto un caffè insieme al mitico Bruno Pizzul prima di rimetterci in marcia verso il meraviglioso borgo di Castelmonte. Da lì abbiamo iniziato a salire un pochino di quota verso le trincee del Monte Colovrat, dove si svolse la disfatta di Caporetto, come ci ha spiegato l'amico Francesco. Dal Colovrat siamo scesi a Topolò, dove abbiamo incontrato gli organizzatori dell'evento artistico chiamato La Stazione di Topolò. E dopo una breve pausa in quel bellissimo borgo abbiamo continuato fino al monte Mataiur, che con le sue raffiche di bora ci ha spinto fin sopra alla punta Laushovizza, per poi scivolare tra i faggi del monte Zajavor. E finalmente dopo le prime settimane l'alta via più lunga del mondo inizia a diventare alta per davvero. E in questo pazzo maggio la neve ci ha lanciato la sua sfida. E come se non bastasse la neve, moltitudini di zecche, tendiniti acute, riusciremo a scamparla? Figlioli, stay tuned, ne vedremo delle belle. Bravi.